Qual è l'emozione di portare la fiaccola olimpica qui a Venezia, a casa? Ma è un'emozione indescrivibile, direi simile a quella che stavo per provare quando abbiamo vinto a Tokyo, perché comunque quando si parla di Olimpiadi in queste occasioni importanti è davvero indescrivibile quello che si può provare, quindi sono super orgoglioso, non vedo l'ora di iniziare, quindi io dovrei iniziare verso le 6, sarà uno spettacolo importante perché vedo che ci sono sempre un sacco di persone e non vedo l'ora di essere in piazza San Marco a festeggiare e a vedere questo immenso bracciere che si accenderà. Prima ti ho ascoltato mentre rilasciavi un'altra intervista, facevi in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che gareggeranno a queste Olimpiadi. Ma assolutamente, oltre ad essere amici e conoscenti sono anche dei colleghi che so che tanti del gruppo sportivo Fiamme Azzurre come il mio partecipano, quindi posso solo augurare un super in bocca al lupo, che si godano questa esperienza e di portare a casa qualcosa di veramente importante, perché in ogni caso comunque una medaglia è pur sempre meritata. Qual è lo sport sulla neve dove ti trova più a tuo agio? Purtroppo nessuno, ho provato a fare una volta sci di fondo ma con scarsi risultati, quindi mi concentro su quello che riesco a fare bene, però ovviamente tiferò. Carnevale e Olimpiadi che si intersecano. Carnevale e Olimpiadi che si intersecano. Infatti io lo dico sempre, qua a Venezia noi avevamo le nostre Olimpiadi ai tempi della Repubblica Serenissima, dove io credo che comunque per esempio il tennis sia nato in Calle Racchetta o il calcio sia nato in campo San Giacomo dell'Orio e in campo dei Gesuiti, solo che da noi due specialità un po' particolari, il tennis era la racchetta, il gioco della racchetta per le donne, il calcio invece è stato vietato perché moriva troppa gente, quindi c'erano delle regole un po' particolari, però comunque no, a parte gli scherzi è una città comunque che si presta, c'è sempre comunque nello spirito del veneziano il confronto, quello leale, quello puro, va bene, nel misurarsi nelle varie specialità. Lei alle medaglie è abituata, ma essere l'ultima tedofora a accendere il braciere in piazza San Marco, che medaglia è? Guarda, è una bella medaglia perché mi ha fatto un po' ricordare il podio olimpico e quindi l'emozione è stata tanta, veramente. Poi vabbè, chi arriverà a Milano magari dirà Milano, però Venezia è Venezia.